Parte col piede giusto Saugella nell'anticipo della prima giornata di campionato. Le ragazze di coach Gaspari superano 3-1 la Unity Work Busto Arsizio, giocando ottimamente i primi due set, subendo la reazione delle farfalle nel terzo, ma emergendo in un finale in crescendo che frutta la posta piena. MVP Vanecke con 20 punti, ma Herman a 17 non è da meno, anche se le rosazzurre di casa hanno giocato una buona partita corale. Per Busto, priva di Polter, c'è una super Mingardi da 23 punti e un inesauribile Gennari da 16, ma l'attacco fatica costantemente. Primo set a senso unico quando un parziale di 10-2 per il 19-10 scalva un solco insanabile per il 25-13. Avvio di secondo set con tanti errori per Monza e Mingardi e Gennari ingranano per il 7-9. Saugella però cambia ritmo e si riporta a 18-14 con due muri di danesi e 3 punti di Ortman, conservando il vantaggio sino al 25-22. Busto non molla con le solite Mingardi, 8 nella frazione per lei, e Gennari e le grandi difese di Leonardi. Vanecke si spegne e le locali rifiatano, inseguendo fino al 19 pari. Ma l'opposto ospite non ci sta e propizia il 22-25 che prolunga il match. Continua l'equilibrio, ma torna una super Vanecke nel quarto set, segnando 6 dei suoi 20 punti. Ortman dà attacchi di qualità, Meiners sistema la seconda linea, mentre l'energia di Herman fa il resto. Busto è sempre Mingardi dipendente, ma non basta. Avanti 16-18, subisce un 6-1 con 4 Brianzole a segno, preludio del 25-22 che chiude il match.